iniziare dopo la pausa pranzo è sempre un po' un momento infelice perché è l'intervento che dovrebbe favorire un po', credo. Funziona? È l'intervento che dovrebbe favorire un po' la digestione, quindi io spero di conciliare sia l'attenzione sia questa esigenza. Il mio tema è molto semplice, cioè che cosa può fare l'Unione Europea in campo sociale. E ne parliamo perché, come sapete, l'Unione Europea non è uno Stato sovrano, non può decidere quello che fa. Il nostro Parlamento potrebbe decidere domani mattina con una legge qual è la lunghezza media dei capelli che dobbiamo tenere, l'Unione Europea invece può fare solo alcune cose che gli Stati le hanno affidato, alcune funzioni ben specifiche. E gli Stati, lo vedremo tra poco, hanno affidato all'Unione Europea il compito di occuparsi di mercato unico, di libera concorrenza, di competitività delle imprese, quindi di temi relativi allo sviluppo economico. E questa è anche la prospettiva, lo vedremo alla fine, con cui viene affrontato il tema dell'agricoltura sociale nella programmazione europea. Quindi una prospettiva di sviluppo economico, di crescita, di competitività dell'impresa agricola. Tuttavia c'è in corso un dibattito, cioè l'Unione Europea deve occuparsi solo di crescita, di competitività, di mercato, di imprese, o è giunto il momento che si occupi anche di altri temi legati ad esempio al benessere delle persone, legate ai temi dell'uguaglianza, delle pari opportunità, del creare condizioni perché una persona possa sviluppare tutte le proprie potenzialità? E questa è la domanda che si stanno facendo, e vedremo tra poco in che termini, a livello europeo nell'ambito di un ripensamento del ruolo dell'Unione Europea in Europa. Ecco. Allora, nella prima parte vedremo che cosa può effettivamente fare l'Unione Europea in materia sociale e da che punto di vista lo può fare. Nella seconda parte vedremo invece la dimensione sociale nella programmazione dello sviluppo rurale e quindi che cosa prevede il regolamento sullo sviluppo rurale 2014-2020 su questo tema. Per finire poi con un inquadramento anche della legge regionale sull'agricoltura sociale, un inquadramento rispetto al contesto europeo. Spetterà a voi poi valutare quanto la legge regionale sia compatibile o meno con non solo la programmazione ma anche con il quadro di riferimento europeo. Naturalmente che cosa poi in concreto sul tema dell'agricoltura sociale può fare il Fondo per lo sviluppo rurale ve lo dirà il dottor Trentin. Sentirete parlare molto nell'ambito delle politiche europee ma anche nei programmi di sviluppo rurale di una parola che non è nuova ma che è il termine inclusione sociale. Il termine inclusione sociale è un termine cardine che descrive il perimetro dell'attività dell'Unione Europea in questa materia anche in ambito agricolo e dello sviluppo rurale. Che cos'è l'inclusione sociale? Vi metto la definizione ufficiale in questa diapositiva, le diapositive più che vederle qui le avete anche nella vostra cartellina. L'inclusione sociale è un processo che garantisce a chi è a rischio di povertà e di emarginazione sociale, e la povertà e l'emarginazione sociale sono definite nei due punti sopra. La povertà è una questione relativa principalmente alla disponibilità di un reddito, anche se non solo. L'emarginazione sociale invece è un concetto legato all'accesso a determinati servizi, ma anche a determinate competenze che una persona deve avere per una vita dignitosa nella nostra società. Allora è un processo che garantisce a quanti sono a rischio di povertà e di emarginazione sociale di fruire delle opportunità e delle risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in cui vivono. Tale processo garantisce a questi soggetti una maggiore partecipazione nei processi decisionali che riguardano le loro vite
e migliore accesso ai diritti fondamentali. Vi ho letto questa definizione perché sappiate che povertà ed esclusione sociale hanno, anche l'idea stessa di benessere che abbiamo di una persona, hanno più dimensioni. Non è un'unica dimensione che definisce il benessere di una persona. È senz'altro la mancanza di reddito, di risorse naturali, ma è anche un accesso inadeguato a certi servizi, quali la sanità, la scuola, gli alloggi, è anche il fatto di non poter accedere al mercato del lavoro, è anche il fatto di non avere un'istruzione adeguata a quello che il mercato del lavoro ti richiede. Tutte queste condizioni, aver perso il lavoro, avere un lavoro precario, non avere accesso a un alloggio, vi dicendo che cosa ti impediscono? Ti impediscono di avere un'esistenza libera e dignitosa. Ti impediscono di decidere come tu vuoi vivere, ecco, e di esercitare i tuoi diritti fondamentali. Questa è l'impostazione base della politica dell'Unione Europea in materia sociale. Che cosa è avvenuto in Europa dal dopoguerra in poi per assicurare a ogni persona questa condizione, chiamiamola, di inclusione sociale? Nel dopoguerra, prima in Inghilterra, 30 anni dopo anche in Italia, negli anni 70, si sono creati dei sistemi nazionali di welfare state, di benessere degli individui. Già da 100 anni anche in Italia, con qualche anno di ritardo con 60 anni di ritardo rispetto alla rivoluzione francese, si è riconosciuto che tutti i cittadini, tutti noi siamo uguali davanti alla legge. E questo è quello che noi giuristi chiamiamo un principio di uguaglianza formale. Uguaglianza formale, siamo tutti uguali davanti alla legge. Benissimo, il fatto che io sia uguale a tutti voi davanti alla legge, che abbia un handicap o che non abbia un reddito e via dicendo, naturalmente non mi impedisce di fare certe cose, non è che sia sufficiente. Allora, nel dopoguerra si è riconosciuto, ripeto, l'idea è nata in Inghilterra, che l'uguaglianza giuridica non è sufficiente, ma che forse lo Stato, oltre a limitarsi a dire la mia legge vale per tutti, poteva fare qualcosa in più. Poteva rimuovere alcuni ostacoli di ordine economico, sociale, che di fatto limitano che cosa? La libertà di fare la vita che voglio e la mia capacità di essere uguale agli altri. Ecco che nella nostra Costituzione, parliamo del 1948, poi una serie di diritti sociali in Italia sono stati riconosciuti 20-30 anni dopo, è stato inserito un principio programmatico in cui si dice non ti assicuriamo solo un'uguaglianza formale, vogliamo anche come Repubblica Italiana, e lo stesso vale per quasi tutti gli altri paesi europei, guardate, questi concetti sono concetti tipici dell'area europea, non esistono negli Stati Uniti, non esistono in Australia, non esistono in Cina, non esistono in Nuova Zelanda e così via, perché lo Stato sociale è un'idea ed è una visione europea ed è il motivo per cui l'Europa cerca di difendere una propria posizione nel mondo. Allora, oltre al principio di uguaglianza formale, si è aggiunto già nella Costituzione un principio di uguaglianza sostanziale, cioè ho compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, che limitando di fatto la libertà di essere me stesso, di fare la vita che voglio e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Vedete che nel 1948 già si anticipano concetti che poi l'Unione Europea ha fatto, concetti comuni al diritto di molti paesi europei che poi anche l'Unione Europea ha fatto propri. Allora, in Costituzione sono indicati alcuni diritti che la Corte Costituzionale italiana, a differenza di altre Corti Costituzionali europee, la Corte Costituzionale italiana ha
riconosciuto come diritti sociali fondamentali che lo Stato deve garantire. Sottolineo che è una posizione della Corte Costituzionale italiana perché vedremo poi questo ha delle conseguenze per noi che in altri paesi europei non ci sono. Allora, quali sono i diritti sociali fondamentali di una persona? Il lavoro, la salute, l'istruzione, la pari opportunità tra uomo e donna, con una declinazione oggi però che non riguarda più solo la parità di genere, ma riguarda anche la parità sugli aspetti religiosi e tanti altri aspetti, e il diritto all'assistenza sociale. Più nella nostra Costituzione viene previsto il diritto non a uno stipendio minimo, ma a una retribuzione adeguata. Allora, una retribuzione che non è proporzionata solo al lavoro che fai, a cottimo come si faceva una volta, ho fatto 3 bottiglie e mi dai 3 centesimi, ma viene invece proporzionata al fatto che con quello stipendio, con quel reddito, tu riesca ad avere un'esistenza tua, della tua famiglia, libera e dignitosa. Qual è il livello di reddito minimo? Perché questa è la domanda che serve per essere liberi. Vedremo che l'Unione Europea ha stabilito dei parametri, ha dato agli Stati la possibilità di individuare 3 parametri per stabilire la famosa soglia della povertà. Noi in Italia di parametri ne ho contati almeno una 70, ufficiali, non ufficiali, via dicendo, ognuno a seconda delle associazioni e delle organizzazioni ha una sua idea della soglia della povertà. L'Unione Europea ne ha individuate 3 e vedremo quali sono quelle ufficiali su cui poi si basano anche le politiche. Vi voglio dire una cosa, che in ogni caso si è scoperto, e l'Unione Europea ha fatto propria questa lezione nelle sue politiche, che il livello di reddito che ognuno di noi ha dipende certo da tanti fattori, da quanto uno è intelligente, da quanto uno si applica, dalla salute e via dicendo, ma si è notato con alcuni studi che il fattore determinante del reddito, della capacità di far reddito, è il livello di istruzione. Il livello di istruzione. Per cui vedrete che molte politiche europee puntano molto su questo fattore, perché è l'istruzione la chiave che ti offre l'accesso a una vita libera e dignitosa, alla possibilità di trovarti un lavoro, di realizzarti, di muoverti nel mondo e di interpretarlo. E su questo articolo 3 della Costituzione italiana, in Italia si è sviluppato uno Stato sociale che fornisce una serie di prestazioni che tutti conoscete. Io qui ve le ho sintetizzate, sono proprio tutte, quello che c'è oggi in Italia nell'ambito del perimetro dello Stato sociale. Cioè c'è un sistema su cui noi abbiamo costruito la nostra identità nazionale di italiani. Ci riconosciamo italiani perché ci riconosciamo in uno Stato che, se ci capita qualcosa di brutto, ci assiste. Questo capita in Italia, capita in Francia, capita in Olanda, capita in Spagna e via dicendo. Voi direte, non è mica più tanto così. E in effetti, lo vedremo tra poco, c'è stata un'evoluzione. Tuttavia, al momento attuale, noi abbiamo uno Stato che, se perdi il lavoro, oppure se finisci il lavoro, ti dà il diritto di accedere a determinate prestazioni previdenziali, pensionistiche. Se sei il coniuge di un marito o di una moglie che perde il lavoro, oppure che decede, hai diritto a certe prestazioni pensionistiche. Se ti ammali, lo Stato ti riconosce alcune prestazioni sanitarie. Se perdi temporaneamente il lavoro, se ti infortuni sul lavoro, se sei in maternità, lo Stato ti riconosce certe prestazioni. Se invece sei a rischio di povertà perché non hai un lavoro, perché non sei autosufficiente, perché sei un pensionato con la pensione minima e così via, c'è un complesso di interventi che vengono definiti di assistenza sociale. E infine, tra queste prestazioni del welfare state, c'è che da noi in Europa l'istruzione è gratuita fino a un certo livello, è gratuita. Tutte queste cose sono quasi completamente gratuite. Ecco, in Italia e in molti paesi
europei. E la Costituzione italiana di recente ha fatto anche un passo in avanti, cioè noi veniamo da politiche sociali, quell'apparato che vi ho appena mostrato, che riguardano l'individuo, il singolo individuo, poi vedremo quale individuo perché sono disegnate su una certa idea di persona che forse è un po' da rivedere. Tuttavia, il mio benessere non dipende solo dal fatto che mi aiutano se sto male, se perdo lavoro, dipende anche dal luogo in cui vivo. Dipende dal luogo in cui vivo, perché sapete, vivere a Padova, in centro, mi dà certe opportunità. Vivere in Comelico Superiore, faccio un esempio qualsiasi, un posto bellissimo, però signori mi dà altri tipi di opportunità, molto legati allo sci alpino e via dicendo, ma poco legati alla possibilità di andare all'università o di accedere a certi posti di lavoro. Allora, la Costituzione italiana, questo nel 2001 lo ha recepito, territorializzando l'agenda sociale, cioè riconoscendo che in effetti con un certo reddito si vive bene in certe parti, non in altre, riconoscendo che se nasci in un certo posto per pura fortuna o in un altro, le cose per te possono cambiare. Allora, territorializzare l'agenda sociale significa fare in modo che il fatto che tu nasca in un posto o in un altro, in altopiano della Sila o in centro a Milano, incida poco sulla tua possibilità di fare quello che vuoi nella vita. Ecco, questo è il principio della territorialità dell'agenda sociale. Io vi ho messo 2 slide per dirvi che le spese sociali sono attentamente, quotidianamente monitorate dall'Eurostat all'euro e voi scoprirete, scorrendo rapidamente questa tabella, che gli stati più evoluti, più avanzati, più moderni sono gli stati che nel sociale investono di più. Gli stati meno evoluti, più arretrati, come strutture, come infrastrutture, come istruzione, via dicendo, sono quelli che nel sociale investono di meno. La Danimarca è ai vertici della spesa sociale. Noi spendiamo tanto, male, perché non riusciamo, attraverso la spesa sociale, a offrire a una persona l'opportunità di realizzarsi e di essere una risorsa per la società. Ecco, questo è il punto di partenza. In altre società si spende molto di più, ma si creano quegli strumenti di attivazione della persona che ti permettono di avere delle risorse della società. Anche l'Istat fa delle statistiche, ognuno ha dei parametri, io vi segnalo i siti perché magari potrebbe interessarvi per eventuali progetti, sapere che sono spese che sono ben monitorate perché sono l'oggetto della spending review che stanno facendo in questi giorni. È una spesa molto importante su cui si cerca di capire come riqualificarla, come orientarla verso obiettivi compatibili con le finanze pubbliche ma anche compatibili con le esigenze delle persone che sono molto cambiate. Allora, vi ho fatto questa premessa per dirvi che in tutto questo ambito che voi vedete qui, dalla cassa integrazione ai contributi per gli invalidi civili, l'Unione Europea non fa assolutamente nulla e non può fare assolutamente nulla. Questo è un ambito assolutamente ed esclusivamente di competenza statale. Sulla sanità l'Unione Europea non fa nulla e non può fare assolutamente nulla. Lo stesso sull'istruzione obbligatoria non può fare nulla, se non qualche incentivo che vedremo tra poco per alcuni progetti che possono avere un interesse europeo. Allora, la responsabilità di questi servizi è assolutamente ed esclusivamente degli Stati. Voi direte perché? Perché quando è nata l'Unione Europea c'è stato un accordo. Siamo nel 56-57, si decide che di economia se ne occupa la nascente Comunità Economica Europea, un'organizzazione internazionale apolitica, perché la politica nell'economia non si deve mettere il naso.
sto semplificando moltissimo, non ci deve mettere il naso. Quindi chi crea un mercato comune, chi stabilisce, chi disciplina la libertà di impresa, chi disciplina la competitività delle imprese, chi stabilisce le regole del gioco con cui la mia impresa entra nel mercato, vende dei prodotti o dei servizi, via dicendo, l'Unione Europea. E il trattato dell'Unione Europea è quella che noi chiamiamo una Costituzione economica, sostanzialmente. La sfera delle politiche sociali, del benessere, le politiche di redistribuzione del reddito e tutte queste questioni qua invece a livello nazionale. Una netta separazione. Quindi, ripeto, Costituzione economica, Comunità economica europea ed ora Unione Europea. Capite che l'euro è una conseguenza di queste scelte. Costituzione sociale, invece, a livello nazionale. Discrezionalità assoluta del legislatore nazionale, che si vuole dare la scuola gratis, la dà, se non vuole darla gratis, fa tutto quello che vuole. Che cosa ha fatto l'Unione Europea in questi anni nel sociale? Vi faccio un piccolo esempio. Il mercato comune presuppone la libera circolazione dei lavoratori. Io posso andare a lavorare dove voglio nei 28 paesi europei. Si pone un problema, ad esempio, di regimi pensionistici. Allora, gli anni che ho fatto qui, gli anni che ho fatto in Spagna, gli anni che ho fatto in Grecia, come facciamo a metterli assieme? Allora si è detto, cara Unione Europea, tu puoi coordinare. Ad esempio, coordini tutto quello che serve per regolare e per favorire la libera circolazione dei lavoratori. Puoi coordinare i regimi nazionali di sicurezza sociale. E in effetti i primi regolamenti, parliamo del 58, quelli che hanno favorito il fatto che migliaia di italiani emigrassero verso altri paesi europei, perché noi lo dimentichiamo, signori, ma il problema politico del signor De Gasperi nel 58 era come far sbarcare in lunario una grossa fetta di italiani che non aveva lavoro, non aveva istruzione, non aveva assolutamente, come si dice, le caratteristiche di idoneità per avere appunto un'esistenza libera e dignitosa. E quello che ha chiesto l'Italia quando ha aderito all'Unione Europea è stata, per cortesia, apriteci le frontiere perché noi abbiamo bisogno di esportare manodopera in Belgio, in Francia e tutto quello che ne conviene. E il primo regolamento è stato fatto apposta per questo. Allora, coordinare perché capite che il fatto di coordinarsi a livello europeo significa favorire di sicuro la libera circolazione e non toccare le competenze statali. Quindi c'è stata un'unica eccezione in questa costruzione che ha separato il piano dell'economia dal piano del sociale, c'è un'unica eccezione che riguarda l'agricoltura. Allora, sull'agricoltura le cose stanno in maniera completamente diversa. Allora, si è istituito nel 58 con la PAC il reddito minimo garantito per ogni agricoltore, perché gli aiuti diretti, come sono nati, erano il salario minimo garantito agli agricoltori. Nel settore agricolo, dove ci sono imprese che non erano in libera concorrenza, dove c'era un sistema di mercato in cui ti diceva quanto produrre, che cosa produrre e dove produrre, e questo è stato vero fino a qualche anno fa e per alcuni comparti è parzialmente vero, in questo settore si è deciso che l'Unione Europea, all'epoca Comunità Economica Europea, istituiva un reddito minimo garantito, prima legato alla produzione, perché c'era bisogno di mangiare nel dopoguerra, poi legato alla qualità dei prodotti, poi legato a vari altri fattori, con tutta l'evoluzione che conoscete. Adesso forse il reddito minimo garantito in agricoltura è destinato a sparire, secondo me entro qualche anno sparirà, però questi aiuti diretti sappiate che sono una forma di welfare europeo relativa ad un settore e che a mio avviso ha prodotto una serie di risultati legando dei piccoli contributi al reddito dell'agricoltore a determinati condizionalità, a quello che produci, a come lo produci, a che tipo di pratiche agricole adotti e così via. Okay? Quindi abbiamo questo
questa unica eccezione. Questo era il punto di partenza, netta separazione, e naturalmente le cose si sono evolute. Ci sono stati, voi sapete, in Europa un glorioso trentennio fino agli anni 70, dove tutto sembrava crescere, tutto sembrava produrre ricchezza, qualsiasi cosa che facevamo, il boom economico e via dicendo, sembrava andare per il verso giusto. Negli anni 70, per la prima volta nel dopoguerra, inizia ad aggirarsi uno spettro in Europa, crisi economica. Iniziano a sentirsi negli anni 70, chi di voi lo ricorda, le ristrutturazioni aziendali, qualcuno parla di sacrifici. Allora che cosa fanno gli stati, le politiche nazionali di fronte al fatto che il vento è cambiato e che tu, che gestisci il governo italiano, non puoi più assicurare a tutti una prosperità, benessere, ma ti capita la ristrutturazione della Fiat, la chiusura dei bagnoli, migliaia e migliaia di soggetti sul lastrico? Che cosa fai? Cosa fa la politica di solito di fronte a questi problemi? Ci pensa l'Europa. Non sappiamo cosa fare, ci pensa l'Europa. Allora siamo nel 74, ve l'ho evidenziato in rosso, e si dice: cara Europa, siccome c'è la crisi, e non può essere colpa mia la crisi, non può essere colpa mia perché io ho bisogno di tirare su i voti, per cui allora la colpa te la assumi tu, ti fai un bel piano di azione sociale e poi vediamo se funziona. Ed è una cosa ricorrente che i nostri, non solo italiani, ma di tutti gli stati europei, hanno sempre trovato comodo fare. Quando le cose non funzionano e scricchiolano, o ci pensa l'Europa o comunque è un problema dell'Europa perché noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Allora, primo programma d'azione sociale, programmi per i disabili, per i poveri, per gli anziani. Figuratevi un'organizzazione internazionale come all'epoca la Comunità Economica Europea che inizia ad occuparsi di queste cose. Voi direte, cosa poteva fare? Non è che non aveva né soldi, perché i soldi restavano a livello nazionale, però ha iniziato insomma a mettere il naso su queste politiche. Non vi faccio la cronistoria, però vi voglio dire che c'è stato un momento fondamentale nel 92, il Trattato di Maastricht, quello che ha detto: tra 20 anni facciamo l'euro, tra 20 anni facciamo l'euro, preparatevi. E noi nel 2002 abbiamo detto: come? C'è l'euro? Come c'è così presto l'euro? Ecco, allora in questo trattato sull'Unione Europea si è stabilito un principio semplice per gli Stati. Signori, non potete più pensare di fare politica facendo debiti, perché rubate soldi a chi viene dopo di voi. È un papà che schiatta e che vi lascia tutti i debiti da pagare. Questo è uno Stato che fa debiti. Ecco. E nel 92 questo si è detto. Alcuni lo hanno capito, alcuni, non moltissimi, e hanno capito che era il caso di rientrare da una serie di politiche espansive che erano state fatte fino al 90. Hanno iniziato a ridurre il deficit, via dicendo. Altri hanno detto: c'è bel sole, chi se ne frega se piove tutto il resto, e hanno continuato a pagare il consenso erogando servizi. Pagare il consenso erogando servizi, perché le politiche sociali sono utilizzate anche a questo scopo. Allora, voi capite che adesso, in questo momento, noi ci troviamo in un bel problema, anche perché vi voglio dire un'altra cosa. C'è un trattato di Lisbona, che ha istituito una Carta dei diritti fondamentali, siamo nel 2009, e che dice agli Stati: guarda che tu non puoi immaginare, Italia, che l'unico canale di accesso a tutto il sistema di prestazioni sociali sia un modello che si basa sul fatto che hai un lavoro dipendente e sei un capofamiglia maschio e bianco. Perché tu oggi in Italia accedi alle prestazioni sociali, a certe prestazioni sociali, se hai un lavoro, se sei maschio e se sei bianco. Sappi che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ti assicura l'accesso a qualsiasi prestazione sociale se sei cittadino europeo. E che tu sia francese e vivi in Italia da anni, che
che tu sia belga e vivi in Italia da anni, che tu sia spagnolo o greco, se sei cittadino europeo hai diritto a tutti i diritti che hanno tutti. Capite che questo cambia tutta la discussione che c'è in questi giorni, è la discussione che c'è in questi giorni in Italia sulle modifiche del contratto di lavoro e via dicendo. Allora, avere un lavoro a tempo indeterminato ti assicura l'accesso a determinate prestazioni sociali, dalla cassa integrazione alla pensione a tutto quanto. Se hai il papà maschio bianco vai anche all'USL dal medico di base e via dicendo, se sei fuori da questo sistema non sei protetto. La Costituzione europea ci dice che tu hai diritto a tutti i servizi e a tutte le prestazioni sociali se sei cittadino europeo. Non se hai un lavoro, se non ce l'hai, se sei bianco, se sei verde, se sei rom, se sei giallo, se sei rosso, se sei istruito o non sei istruito, se sei donna, se sei maschio, se sei gay o se sei etero, via dicendo, se sei cittadino europeo. E questo capite che l'attuazione di questo principio, che pure dovrà anche l'Italia prendere in esame a breve, distrugge tutti i conti. Distrugge tutti i conti, adesso si sta rallentando la frana, mantenendo artificiosamente in piedi un sistema che purtroppo è destinato non ha più senso. La maggior parte delle persone non ha un posto di lavoro a tempo indeterminato. La maggior parte delle famiglie non è strutturata come le famiglie che abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni e via dicendo. Secondo aspetto, invece interessa l'Europa. Allora, come paghiamo lo Stato sociale? Qualcuno dice siamo tutti indebitati e dobbiamo istituire una forma di solidarietà sul debito. Emettiamo Eurobond e le pensioni, la sanità, l'istruzione la paga l'Europa. E i nostri debiti li paga l'Europa, facciamo un po', questo un po', io adesso semplifico molto, insomma. Allora c'è un progetto per fare in modo che una serie di oneri che riguardano le politiche sociali siano portati a livello europeo. C'è un progetto che riguarda anche gli Eurobond, naturalmente questo comporta che i 28 Stati abbiano situazioni economiche simili, abbiano debiti molto ridotti in modo che non ci sia uno che paga per gli altri e abbiano altre condizioni che stanno via via creando pian pianino. Tutto il dibattito, perché non superare il 3%? Primo perché far debiti è immorale per chi fa pubblica amministrazione. Ogni volta che faccio qualcosa con un mutuo sto rubando delle risorse a chi viene dopo di me. Secondo perché naturalmente se voglio costruire davvero un'Europa che si occupi di sociale, che assicuri per il futuro le pensioni, l'istruzione, tutto quello a cui noi siamo abituati, occorre che creiamo le condizioni in casa nostra. Questo è il motivo del 3%, non c'è un motivo fine a se stesso che uno dice te che supera il 3%, adesso te bastono. Non c'entra nulla, c'è un progetto politico dietro che non è l'euro. L'euro è fortissimo. Io quando avevo la lira in tasca non andavo neppure in Grecia e mi cambiavano le lire, non so voi se vi ricordate. Bisognava fare i cosi lì, perché non ti cambiavano la lira, neppure in Grecia ti cambiavano le lire. L'euro paghi ovunque, è una moneta fortissima e riconosciuta. Non è questo il problema di salvare l'euro, il problema è come noi salviamo il nostro modello di sviluppo europeo, che è un modello molto diverso da quello che c'è in Cina e negli Stati Uniti e in Australia. Allora come facciamo a continuare in un sistema in cui posso nascere in qualsiasi punto d'Europa e posso avere un servizio sanitario, perdo il lavoro, ho qualcuno che mi aiuta, ho l'accesso all'istruzione e via dicendo. Come faccio a mantenere questo sistema? Guardate che in Cina e negli Stati Uniti dicono che gli europei non producono nulla, però consumano il 50% delle risorse destinate ai servizi sociali di tutto il mondo, perché questi sono i conti. Se noi hanno fatto i conti di quanto noi spendiamo in welfare state, quanto spendono gli altri, via dicendo, noi in Europa
viviamo insomma in una situazione. Allora, siccome nelle altre parti del mondo queste cose non le hanno e ci dicono e voi come che fate a vivere al di sopra delle vostre... Allora tutto il discorso ripeto, dell'euro e tutto quello che, scusate, del 3% di quello che si sta creando nella pubblica amministrazione ruota attorno a questa scommessa, cioè la scommessa di conservare il nostro modello di vita europeo, unico e irripetibile. Ecco, questo è il punto di partenza. E precisato questo, allora vi dico che c'è una carta sociale, una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che dice alcune cose nuove rispetto al passato. Dice che gli Stati, l'Europa, gli enti locali devono promuovere l'uguaglianza, devono promuovere la solidarietà, dicono che l'Unione Europea può continuare a coordinare sempre di più le politiche sociali e dice anche una cosa in più, che in ogni politica, anche in agricoltura, l'Unione Europea deve tener conto delle esigenze connesse con il sociale, che vuol dire occupazione, che vuol dire garanzia di un'adeguata protezione sociale, lotta contro l'esclusione sociale, un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Guardate i temi che vi iniziano a delineare il perimetro di intervento dell'Unione Europea. Al primo posto, poi vedremo perché, l'occupazione. L'occupazione perché se sei una persona a rischio di povertà e di esclusione sociale, l'unico modo, il principale modo che hai per poter condurre una vita libera e dignitosa è quella che tu abbia un lavoro. E non solo un lavoro qualsiasi, un lavoro adeguato alle tue capacità. Ecco. Poi vedremo questi... Allora, io non vi indico nelle slide, però sorvolo per questioni di tempo, perché non voglio abusare troppo della vostra pazienza. Sappiate che nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ci sono degli articoli intitolati politica sociale. Questi articoli naturalmente non sono da intendere nel senso in cui abbiamo visto gli stati si occupano di sociale, quindi non troverete il tema delle pensioni, non troverete il tema della sanità, però troverete il tema dell'occupazione, delle condizioni di vita e di lavoro, troverete molto il tema delle pari opportunità, non solo di genere, ripeto, ma anche legate al sesso, agli orientamenti religiosi e così via. Troverete il tema del dialogo sociale e via dicendo. Queste parole, ripeto, circoscrivono il perimetro in cui l'Unione Europea inizia a fare qualcosa sul sociale, tenendo conto, ve l'ho sottolineato, che ogni misura deve tener conto che siamo in 28 Stati, che ogni Stato su questo tema ha i nervi scoperti e ha una propria specifica sensibilità. Allora, tralascio, ripeto, altri articoli che vi dicono in sostanza che l'Unione Europea su certe tematiche può diciamo, coordinare, come vi ho accennato prima, quello che avviene a livello nazionale, può anche in qualche misura fare degli interventi di sostegno, e tra poco li vedremo anche nel FEASR, ma soprattutto questo coordinamento europeo. Guardate che l'ultimo MAC sociale, voi direte il MAC sociale, è un meccanismo aperto di coordinamento, che roba è? L'ultimo MAC sociale, dove si sono incontrati i ministri della sanità, ha discusso su questo tema. La sanità non può andare avanti con risorse pubbliche, non ce la facciamo più. Come inseriamo i privati nel settore della sanità? Questo se lo sono chiesti all'ultima riunione del MAC sociale, dove discutono di temi in cui l'Unione Europea non può legiferare, non può decidere, ma dove, capite, tra Stati iniziano a individuare anche nuove strade per affrontare problemi che anni fa non c'erano e che adesso ci sono, e non per colpa del 3%, problemi per colpa di qualcuno che quando doveva risparmiare, perché c'erano le condizioni per, invece ha continuato a spendere facendo la cicala, non tutti in Europa, ma insomma molti assieme all'Italia.
Allora, questo MAC sociale fa come si dice, è un comitato di coordinamento che io ritengo importante perché lancia le nuove politiche e le prospettive, quello che poi a livello nazionale verrà fatto. Sappiate che l'Europa destina il 40% delle risorse alle aree geografiche dove ci sono meno opportunità. Parliamo del Sud Italia, del nord dell'Inghilterra, che è messa come il Sud Italia. Parliamo però anche di alcune aree del Veneto, dove ci sono tassi di disoccupazione, di disagio sociale elevatissimi, Polesine, la parte alta della montagna veneta, che io per professione ho potuto anche studiare, dove la gente se ne sta andando. E quando uno se ne va al territorio, signori, capite che siamo, come si dice, siamo al capolinea. Vuol dire che dove vivi non hai niente da fare. Ecco. E dal Polesine e dalla montagna, la parte alta, le persone se ne stanno andando. I giovani sono spariti. Ecco. Ci sono comuni che finanziano corsi, come si dice, intensivi di tedesco e inglese gratuiti per i ragazzi. E perché finanziano, parlo di Bassano del Grappa, e perché finanziano corsi intensivi di tedesco e inglese per i ragazzi, secondo voi? Perché la cultura tedesca e Goethe sono la cosa a cui dobbiamo guardare per capire chi siamo, da dove veniamo? Li finanziano per dare un'opportunità di occupazione, in un momento in cui davvero è difficile cosa. Allora, abbiamo visto l'impianto politico. Vediamo in concreto che cosa fa l'Unione Europea nel sociale. Allora, intanto vi devo dire una cosa. Sappiate che c'è una strategia europea fino al 2020, si chiama Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, decisa da 28 Stati, decisa da 800 parlamentari europei, approvata da 28 parlamenti nazionali, quindi dove c'è l'unanimità e che dice l'Europa, se vuole mantenere il proprio modello sociale, deve cambiare modello di sviluppo. Dobbiamo puntare su una nuova economia basata su che cosa? Sull'intelligenza delle persone, su quello che ognuno di noi può fare e può dare, sia che faccia il centralinista in qualsiasi posto, sia che faccia il professore universitario. Questa è la crescita intelligente, un'economia basata sulla conoscenza che fa leva sul potenziale di ciascuno di noi, sulla nostra creatività, soprattutto dei giovani. Un modello di crescita sostenibile dove l'industria si riconverte e non c'è spazio per fenomeni abnormi come Taranto, l'Ilva di Taranto o il Carbo Sulcis o altri disastri ambientali che abbiamo conosciuto anche in Veneto con Porto Marghera, dove sapete quanti anni sono previsti per la bonifica? 120 anni di spese per bonificare i disastri ambientali di un modello di sviluppo assolutamente sbagliato. Ecco, la crescita sostenibile significa che l'Europa punta su una nuova economia basata sulla industria verde, su prodotti sostenibili, e questo è un forte messaggio anche per i nostri imprenditori. Io lavoro soprattutto con imprenditori industriali che hanno colto perfettamente l'opportunità che si apre di fronte a questi nuovi mercati, perché per loro l'economia verde, la green economy, è un mercato. E la terza grande priorità, signori, è la crescita inclusiva, la solidarietà. Allora, nella strategia europea fino al 2020, quella che guida anche i programmi di cui vi parlerà dopo il dottor Trentin, ci sono 3 priorità e nei vostri progetti, chi di voi parteciperà a programmi europei, sappiate che i vostri progetti devono corrispondere a una di queste 3 grandi priorità. O fai un progetto per stimolare il potenziale creativo delle persone, o fai un progetto perché riconverti un'impresa da una produzione che ha un determinato impatto ambientale a una produzione che ha un impatto ambientale minore, o fai un progetto che crea inclusione sociale. Perché? Perché crea un posto di lavoro, perché ti fa raggiungere un obiettivo in materia di istruzione che non avresti raggiunto senza questo progetto, perché ti dà anche la possibilità di mangiare, perché hanno istituito un fondo per gli indigenti. Crescita inclusiva, questo è il mio tema, per l'Unione Europea significa 3 cose.
perché questo può fare e non può fare altro. Allora, significa occupazione. Voi direte, perché occupazione? Perché in Europa c'è un problema legato all'andamento demografico e alla diminuzione della forza lavoro. Primo, perché i giovani sono gran parte disoccupati e significa, voi capite, io ogni tanto penso a uno che ha 25 anni, ha finito l'università e noi riceviamo tanti di curricula e si alza la mattina e non sa che cosa fare. E ha mandato migliaia di curricula a cui nessuno risponde. Allora, il 50% dei giovani fino ai 25 anni in Europa è in questa situazione oggi. E in Italia abbiamo aree dove questo è molto più avanti, cioè persone che si alzano la mattina e non sanno che cosa fare. Capite quali sono le radici dell'esclusione sociale, da dove si inizia a? Allora, l'occupazione è la prima risposta. La seconda risposta, abbiamo un sacco di disoccupati, abbiamo milioni di posti di lavoro vacanti perché non ci sono le professionalità, nuovi lavori su cui le nostre scuole, le nostre università, i nostri grandi centri di non so cosa non preparano le persone. Abbiamo, io parlavo nel mio piccolo con il mio idraulico, che studiano ancora su un tipo di caldaia che non esiste più in commercio, quando sanno benissimo che tra 3 anni le caldaie spariranno come strumento. Abbiamo università che ti preparano su cose che non servono a nessuno, che non sono collegate a quello che ti chiede il mercato del lavoro e che sfornano ogni mese migliaia e migliaia di soggetti destinati alla disoccupazione. Il terzo tema, lotta alla povertà. Allora, su questa crescita inclusiva l'Unione Europea si è data 3 obiettivi concreti, che sono i 3 obiettivi a cui anche i vostri microprogetti, ma anche il programma di sviluppo rurale del dottor Trentin devono concorrere. Primo, alzare il tasso di occupazione, lo vedremo tra poco. Nelle zone rurali del Veneto, quanti posti di lavoro mi crei? Non tu impresa agricola, chi abita in certe zone rurali, che faccia il gruppo di azione locale, che faccia l'impresa agricola, che faccia l'operatore culturale, il cinema della parrocchia, l'impresa sociale e via dicendo. Quanti posti di lavoro crei? Questa è la prima domanda sui vostri progetti. La seconda domanda, come facciamo a fare in modo che i ragazzi soprattutto studino di più e abbiano più competenze? Guardate che in Veneto abbiamo tassi di scolarizzazione che puntano molto più verso la terza media che verso la laurea triennale. Abbiamo soggetti di cui non sappiamo cosa faccia nel mercato del lavoro, perché quando hai la terza media o un diploma tecnico, per l'Unione Europea sei a rischio di esclusione sociale e devi essere inserito in un programma di formazione per. E poi l'altro obiettivo è liberare 20 milioni dal rischio di povertà. Su questi 3 obiettivi ci sono dei grandi programmi di riforme che l'Unione Europea per le proprie competenze, gli Stati per le loro devono fare. Quando sentite dire che l'Europa dice l'Italia non ha fatto le riforme, non è che si parla di cose astratte in cui si dice quali riforme. Ci sono 7, li vedete nella slide a destra, programmi di riforme scritti dall'anno 2010 che riguardano l'innovazione, il digitale, i giovani, l'ambiente, l'industria e via dicendo, con elenchi di riforme da fare del mercato del lavoro, riforma della scuola, riforma la definizione di impresa sociale e così via, su cui l'Italia finora ha fatto zero. Noi abbiamo avuto dal 2010 ad oggi una serie di soggetti che rispetto a queste riforme concordate a livello europeo tra 28 Stati, 800 parlamentari, 28 parlamenti, il nostro Parlamento ha votato queste cose all'unanimità, come ha votato il Trattato di Maastricht all'unanimità, come ha votato il famoso Fiscal Compact all'unanimità. Allora, rispetto a tutte queste sollecitazioni europee, noi oggi ci presentiamo a Bruxelles con 0 riforme. Ora capite che il nuovo governo, il suo primo problema è questo. Se io voglio i fondi europei, o dimostro che sto facendo le riforme, o qui euro non ne arrivano. Non arriva un euro se non sono fatte le riforme. E questo riguarda anche
il nostro sistema di occupazione di lavoro, che non ti consente la parità di accesso perché 3/4 dei lavori sono a numero chiuso. Posso fare il tassista? Posso gestire per caso un pezzo del Lido di Venezia? Potrei fare il professore universitario o il medico? È tutto bloccato, tutto a numero chiuso, con un'organizzazione di casta dove non si muove assolutamente nulla. Dove l'ascensore della mobilità sociale in cui io nasco povero e divento il presidente non so di cosa, in Italia non si muove. Questo riguarda l'occupazione. Sulle competenze c'è un grosso problema. Io lo so che la cosa secca e che ci sono molte persone di valore che si impegnano anche nelle università, ma la Commissione europea inizia una propria comunicazione intitolata Ripensare l'istruzione, dicendo l'istruzione universitaria è un fallimento. Queste sono le prime parole con cui si inizia un documento dell'Unione Europea. Ed è un fallimento perché attraverso gli anni che tu impieghi nell'università non ti stai creando le nuove opportunità per la tua vita. Non ti stai creando né opportunità di lavoro né di altro tipo. Allora qualcosa da ripensare c'è e da cambiare, o no? E terzo aspetto, tutte quelle che sono le politiche sociali, quelle che noi conosciamo in Italia. C'è una piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale che dice alcune cose, ma non è che le dice l'Europa all'Italia, le dice l'Italia in sede europea al proprio Parlamento. Allora sappiate che c'è su tutte queste tematiche ci sono dei precisi pacchetti di interventi. Io ve li cito perché chi di voi è impegnato nel fare progetti non può prescindere da questi pacchetti di interventi. Non fate progetti che siano fuori asse rispetto, diciamo, ai grandi orientamenti concordati in Europa. C'è un pacchetto occupazione, c'è un pacchetto istruzione, c'è un pacchetto per i giovani, c'è un pacchetto investimenti sociali, fino, vedete in basso a destra, il patto europeo per la salute e il benessere mentale. Cioè ci sono una serie di indicazioni che non sono dei diktat dell'Unione Europea, ripeto, non ha poteri, nascono da un confronto tra i 28 Stati e da una serie di orientamenti che si prendono assieme. Sulla povertà, l'Unione Europea dice ti do 3 indicatori sui quali puoi scegliere. Allora, puoi scegliere l'indicatore del rischio di povertà, cioè chi ha un reddito fissato al 60% rispetto al reddito medio nazionale. L'Italia non ha potuto scegliere questo parametro perché sapete che sul tema redditi abbiamo il buio totale. Nel senso che se noi ci basiamo le prestazioni sociali solo su un fattore di reddito, in effetti con il tasso di evasione che c'è rischiamo di penalizzare o di favorire qualcuno che non deve essere favorito. Vedisi accesso alle borse di studio universitarie, no? Ecco. Allora non si è usato questo. Poi c'è l'indice di deprivazione materiale. Ti dicono, se su 9 condizioni ne hai almeno 4 di queste, sei a rischio di povertà o di esclusione sociale. Puoi pagare l'affitto, puoi riscaldare adeguatamente, non ve le leggo. Allora, su questi parametri l'Italia non sa che dire perché l'Italia non ha dati statistici su queste cose. Quindi l'unica cosa su cui l'Italia basa la propria misurazione della povertà, sto parlando di statistiche ufficiali Istat, ecco, non di altri parametri, è la percentuale di persone che vivono in famiglie dove ci sono pochi che lavorano, lavora solo uno e sono in 5. Questo è facile capirlo, scartando quelli che hanno il doppio lavoro, lavoro nero, tutto il resto, però è più approssimativo. Allora voi capite che se noi vogliamo impostare una politica per l'inclusione sociale, o abbiamo dei dati affidabili da cui partire, oppure non riusciamo davvero a impostare nulla perché rischiamo di fare interventi non mirati. Ho un quarto d'ora con cui voglio definire il quadro. Pacchetto investimenti sociali. È una comunicazione specifica, se alcuni sono interessati posso mandare a Veneto Agricoltura tutti i documenti qui citati. Non li ho raggruppati perché abbiamo fatto un corso con la Regione Veneto dove erano 30-40 documenti
e non è stato il successone che immaginavo questa piccola banca dati, però magari qualcuno è interessato, vi posso fare avere i documenti aggiornati. Allora, questo pacchetto investimenti sociali dice a me cosa interessa? Perché ti dà degli stimoli per riorientare la spesa sociale, per renderlo sostenibile. Allora, ti dicono ad esempio che i regimi di assistenza sociale devono essere direttamente legati a strategie di uscita. Devono essere cose temporanee, non puoi pensare di dare un salario minimo per sempre a chiunque. Devi condizionare un aiuto che dai a un risultato che la persona deve raggiungere autonomamente. Devi avere assolutamente come comune il nome e cognome, devi fare interventi mirati di cui tu sai tutto della persona che hai davanti, devi averli i dati e scegliere delle priorità, non interventi a pioggia. Ecco. Allora, devi puntare molto sull'innovazione sociale come comune, come regione, come provincia, perché non sono più sostenibili. Il modo in cui noi adesso gestiamo i servizi sociali non è più sostenibile, occorre anche immaginare innovazione, ma soprattutto devi puntare sull'impresa sociale, sul terzo settore. È questo l'elemento che ti può permettere, secondo l'Unione Europea, di individuare innovazione sociale e nuove strategie. Allora, in questo contesto l'Unione Europea dice, allora puoi usare anche, se tu mi riformi il tuo sistema, chiamiamolo dei servizi sociali, allora puoi usare anche i fondi che ti do e li puoi usare per progetti di innovazione sociale, sull'economia sociale, sull'imprenditoria sociale, sul tema del digital divide, perché guardate che non avere un accesso veloce e ultra veloce a internet, parlo da 20 mega in su, è come una volta non avere l'acqua, la corrente elettrica, sei fuori da tutto. Che tu sia un'impresa o un cittadino, abiti in alta montagna, hanno un accesso in tutto il bellunese, massimo banda larga al 2 all'ora vanno. Entro il 2020 devono arrivare a correre, traduco, ai 30 all'ora. Allora, con i 2 all'ora noi abbiamo distretti produttivi come la Concia di Chiampo che producono per griff internazionali, devono mandare il catalogo a New York e l'email, l'allegato non gli parte e fanno il corriere. Perché non gli parte l'allegato? Stiamo parlando di distretti industriali della Concia dove fanno, come se fanno le signore, credo, o i signori nel caso in cui paghino, dove fanno davvero cose d'altissima moda. Devono mandare un corriere, ci mette una settimana. Ecco, allora l'inclusione dei servizi di accoglienza per i minori e poi c'è il tema dell'energia. Perché il tema dell'energia, direte? Tutti dicono l'energia costa cara per le imprese, certo, figuratevi quanto costa invece per un anziano o per qualcuno che ha. Allora, siccome l'energia è uno degli elementi, come si dice, è una delle spese maggiori, puoi usare le politiche energetiche per far sconti a certe fasce, insomma, diciamo che l'Unione Europea se le inventa tutte. Pacchetto occupazione. Allora, occupazione significa flex security, significa un contratto di lavoro unico, pari diritti per tutti, facilità di entrare nel mondo del lavoro e di uscirne. Significa collegare lo stipendio al posto in cui vivi, geografico, perché non si lavora nello stesso modo qui e a Londra. Ecco. Significa dare dei servizi veri a chi cerca lavoro e quindi una riforma profonda del mercato del lavoro, ma anche di tutti i nostri strumenti che attualmente non funzionano. Significa far capire a tutti, anche al lavoratore di 64 anni che si sente prossimo alla pensione, che se non si aggiorna in 2 o 3 anni è fuori dal mondo del lavoro. Ecco. Quindi la formazione permanente. Guardate che io lo vedo nel mio lavoro, io mi sono laureato 20 anni fa, qualcosa di più, ho un po' barato, 20 anni fa, e quello che ho studiato a giurisprudenza sono cose che adesso non esistono più, eppure la mia facoltà è piena di soggetti che continuano a insegnare quelle cose che non esistono più. È questo che è preoccupante. Escono magistrati, avvocati, notai,
formati su cose che non esistono più, perché l'Unione Europea ha cambiato il modo stesso di concepire il diritto. Adesso non voglio entrare in particolari. Allora voi capite che se non c'è un sistema di apprendimento permanente di formazione che funziona, hai voglia che creiamo soggetti che ti servono in un'impresa, in una pubblica amministrazione e così via. E poi significa ammodernare i sistemi di sicurezza sociali, i famosi sussidi di disoccupazione e così via. Ecco, su questo tema che cosa può fare l'agricoltura? Su questi temi? Può creare posti di lavoro, poi lo vedremo. Sentirete parlare molto di inclusione sociale, quindi attiva, cosa che in Italia non esiste. Allora, l'inclusione sociale attiva non è un concetto che si è inventato qualcuno in un talk show televisivo, fa parte di una raccomandazione della Commissione in cui si dice che l'inclusione attiva significa un reddito minimo, significa un mercato del lavoro in cui entri e esci facilissimamente, significa la possibilità di accedere a servizi di qualità. Tu abiti in un comune sperduto dell'alta montagna, ti senti male, cosa succede? Ecco, questo, hai l'accesso o non hai l'accesso a servizi di qualità. Sui giovani sappiate che c'è un quadro strategico fino al 2020 sull'istruzione, ma c'è anche un quadro strategico sui giovani fino al 2018. Guardateli perché sono dei riferimenti importanti. Eccolo qui, questa è la comunicazione di cui vi accennavo prima, ripensare l'istruzione, dove si diceva appunto che i sistemi di istruzione e formazione non sono in grado di fornire le abilità adeguate ai ragazzi. Viene istituita in Italia, partirà dal 1° maggio, la famosa garanzia per i giovani. In Italia si spendono nei prossimi 2 anni 1,5 miliardi. Per i giovani dai 15 ai 24 anni l'Italia chiede un'estensione ai 29 anni, perché mentre in Europa già a 15 anni iniziano a dirti siamo stretti in casa, non è che puoi, ecco, a 24 anni hanno pensato ci arriva anche l'Italia ad avere un ragazzo che va fuori casa, che si arrangia. Noi andiamo a Bruxelles la settimana prossima a dire noi vorremmo fare di 15 ai 29 perché insomma i giovani sono, no? Ecco, allora, che cosa danno? Danno dei contributi molto importanti, sia a università sia a imprese, perché entro 4 mesi da quando uno ha un titolo di studio superiore, laurea, triennale, via dicendo, possa avere o un'offerta di tirocinio, di stage o di formazione, così via, viene pagato tutto. L'obiettivo è quello che uno che arriva a 25 anni, che si è laureato, il giorno dopo non mi cade in depressione perché non sa che cosa fare. Perché questo, ripeto, riguarda in certe aree d'Italia il 50% dei ragazzi fino ai 24 anni. Ecco, allora per evitare questo finanziamo un bel programma che ti dice se tu Euris, se tu associazione, se tu università e scuola fai un'offerta a questi giovani, vieni a lavorare da noi per 4 mesi, per 6 mesi, intanto gli insegni qualcosa e via dicendo e ti paghiamo questa opportunità. Ci sono dei programmi dell'Unione Europea che finanziano tutte queste cose di cui l'Unione Europea auspica che gli Stati facciano, queste riforme e via dicendo. Ci sono dei programmi. Allora, i programmi di riferimento in materia sociale, ce n'è uno, si chiama EASY, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale. 1 miliardo di euro fino al 2020 per sostenere l'occupazione, per sostenere un sistema di uffici del lavoro che siano una risorsa in cui tu vai lì e ti trovano il lavoro che volevi, che cercavi, che hai sempre sperato, ecco, e per finanziare l'imprenditoria sociale attraverso 2 strumenti finanziari importantissimi che ho visto che anche il nuovo governo ha messo sul tavolo, come il famoso Jobs Act o cose di questo tipo. Allora, è un programma gestito dalla Commissione Europea, i bandi sono già partiti o partiranno tra poco, progetti di cooperazione, credo che molti di voi ne sappiano, sul tema dell'occupazione giovanile, sul tema di come puoi uscire da una situazione di esclusione sociale attraverso il lavoro, in senso ampio, su cui hanno messo 500 milioni. C'è questa rete EURES che dovrebbe poi servire per
integrare gli uffici del lavoro, che da noi attualmente sono provinciali, in una rete europea che funzioni e che ti permetta di andare in un ufficio del lavoro di Verona e ti dicono guarda che c'è un posto per te a Madrid. E tu gli dici era quello che speravo, adesso... Poi quando torni a casa ne parli con la mamma e hai 29 anni magari ti trovi qualche parere, ti scoraggia un po', però insomma questa rete europea serve anche per favorire il fatto che il lavoro si sposti dove viene richiesto. Ma vi segnalo questo che è uno strumento che secondo me potrebbe essere usato anche nel programma di sviluppo rurale, cioè i microprestiti 25.000 euro a una persona vulnerabile, perché si crea un lavoro, una piccola occupazione, oppure crea una microimpresa, microprestiti. Vi rendete conto che sono temi di cui anni fa parlavamo con riferimento all'India e a certe zone, vero, della povere del mondo? Vi rendete conto? Stiamo parlando di strumenti che qualche anno fa erano destinati ai paesi in via di sviluppo, che invece adesso ci tornano molto utili. Allora i microprestiti, 25.000 euro, questo lo potete finanziare attraverso questo programma europeo se siete un'organizzazione che ha certe caratteristiche. Oppure quello che è anche uno, ho visto dei provvedimenti nuovi annunciati dal governo, un plafond di fondi per sviluppare le imprese sociali, per sviluppare appunto le banche etiche e altri soggetti che possono gestire questi tipi di interventi e di prestiti rivolti a soggetti naturalmente vulnerabili, quelli che neanche si penserebbero di loro iniziativa ad entrare in banca, ecco, o a chiedere prestiti. Questo è quello che gli Stati hanno permesso di fare l'Unione Europea. Molto più sostanziosi sono invece, qui chiudiamo tra poco, gli interventi relativi a un pacchetto di fondi che sui 1.000 miliardi che ha l'Unione Europea rappresentano il 40%, sono vari fondi gestiti attraverso le regioni, quindi il vostro punto di riferimento è la Regione Veneto, per gran parte di questi interventi, poi ci sono alcuni programmi nazionali ma non voglio entrare nel dettaglio. Sono fondi che hanno finalità diverse, uno riguarda lo sviluppo economico, il FESR, uno riguarda il Fondo Sociale Europeo, l'occupazione, ma anche l'inclusione sociale, via dicendo, lo sviluppo rurale o il Fondo per la pesca, fondi che fino al 2020 dicono possiamo coordinarli, fissiamo un quadro strategico comune, fissiamo dei principi di funzionamento comuni, poi ogni fondo ha il suo programma, per cui in Veneto vi troverete un programma regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, poi un programma sul Fondo Sociale Europeo e un programma sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale. Programmi distinti ma molto coordinati, poi ve ne parlerà. Questi programmi, dite perché sono coordinati? In che senso? Nel senso che l'Unione Europea dice, signori, i fondi pubblici che ti metto a disposizione non li spendi per fare quello che vuoi come hai fatto in passato, con casi come, ad esempio, faccio l'esempio dell'Italia, perché sono italiano, insomma, in cui continuate ad aumentare la spesa pubblica senza produrre nessuna crescita del PIL. 20 anni di spesa pubblica hanno prodotto lavoro, hanno prodotto ricchezza, hanno prodotto crescita del debito. Allora, abbiamo concordato delle priorità e tu, sindaco del comune di Lasi, o dirigente della Regione Veneto, o ministro del governo italiano, concentri i soldi su queste priorità: l'innovazione, le nuove tecnologie, la competitività delle imprese, il passaggio a un'economia che consumi meno risorse, i rischi ambientali legati ai cambiamenti climatici, la tutela del tuo patrimonio ambientale e culturale, la valorizzazione di questi patrimoni, i sistemi delle infrastrutture, delle grandi infrastrutture, e poi 8, un'occupazione che non sia un lavoro qualsiasi ma sia un'occupazione di qualità e la mobilità dei lavoratori, 9, inclusione sociale e lotta alla povertà, 10, istruzione e 11, il tema su cui l'Italia nel parere che ha mandato alla Commissione Europea non ha scritto nulla, perché pare che sia tutto a posto, la riforma della pubblica amministrazione, in modo che la pubblica amministrazione diventi un vantaggio e non, diciamo, un ostacolo in certi casi. Allora voi capite che di queste grandi priorità che danno a questo 40% dei fondi europei
Non vi dico quanti soldi sono in Veneto, ma sono tanti, ma soprattutto saranno gli unici soldi buoni che avrà la Regione Veneto nei prossimi 7 anni. Lo dico io come consulente, poi magari il dottor Trentin mi correggerà. Vi dicendo, sappiate che questi obiettivi nascono dalla strategia Europa 2020, di cui vi ho accennato prima, che ci sono 3 importanti obiettivi sociali, che sociale a livello di Unione Europea per quello che può fare significa creare lavoro per tutti, significa creare inclusione, significa creare opportunità di istruzione. E se qualcuno di voi si interessa di agricoltura, di PAC, di sviluppo rurale e ha dato una scorsa al regolamento 1305, quello che riguarda lo sviluppo rurale, si accorgerà che i 3 obiettivi dello sviluppo rurale, guarda caso, la competitività delle imprese agricole, la gestione sostenibile delle risorse, lo sviluppo territoriale equilibrato, perché uno che nasce in campagna abbia le stesse chance di vita di uno che nasce in un'area metropolitana, corrispondono pari pari alla grande strategia Europa 2020. E vedrete che tra le priorità, e qui poi passo la palla al dottor Trentin, tra le 6 grandi priorità che questo Fondo Europeo Agricolo e Sviluppo Rurale, che in Veneto significa 1 miliardo, 1 miliardo e 2 insomma di risorse, poi il dottor Trentin vi dirà meglio se ci sono le bocce ferme su questo, sappiate che c'è una priorità che riguarda l'inclusione sociale nelle zone rurali e sappiate che questa priorità inclusione sociale prevede 3 linee di intervento, 3 aspetti specifici, 3 focus area che corrispondono e rispecchiano esattamente quello che l'Unione Europea può fare in materia sociale. Quindi diversificazione nelle aree rurali per creare in queste aree opportunità di lavoro al di fuori dell'impresa agricola. Quindi sviluppo locale partecipato dalle comunità, un passaggio dai gruppi di azione locale leader a nuovi organismi che siano in grado di creare lavoro e di sviluppare anche politiche a favore dei territori. E infine il FEASR promuove l'inclusione digitale per quel motivo che vi dicevo che se vivi in campagna e non hai internet puoi avere il più bel agriturismo del mondo, hai meno chance di chi. Guardate che gli hotel di Cortina soffrono lo stesso problema. Provate a prenotare via internet direttamente sui siti degli hotel delle nostre località turistiche più rinomate e vedrete quanto tempo ci impiegate. Dovete andare su un sito americano di cui non vi faccio un nome che in 3 minuti vi prenota l'hotel perché da noi il sistema non funziona eccetera eccetera. Allora questi sono e c'è una priorità 1 accanto a questa priorità 6 che vi ripeto è dedicata all'inclusione sociale, riduzione della povertà e via dicendo, che riguarda invece l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale. Vedete che allora, e qui chiudo, nel campo dello sviluppo rurale si rispecchiano esattamente le grandi strategie e le grandi priorità delle grandi politiche dell'Unione Europea. Le trovate anche a casa vostra nei vostri territori, perché questi sono gli orientamenti che vengono dati al dirigente regionale che adesso ha il compito, vi spiegherà come, di programmare queste risorse e dirvi che cosa c'è dietro, che cosa sta scegliendo, perché sono programmi in costruzione, no? La Regione Veneto dietro a queste priorità. Allora, e chiudo davvero, sto sforando di qualche minuto, però insomma sono un'ora. Questo è l'articolo 1 della legge regionale da cui partirà, credo, il dottor Trentin sull'agricoltura sociale. La Regione del Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, cioè come attività di integrazione del reddito agricolo. L'Unione Europea dice, attenzione, che se l'attività, come si dice, se l'agricoltura sociale è intesa come integrazione del reddito di un'impresa agricola, allora riguarda il tema della competitività di questa impresa. Come renderla più competitiva, più solida, più autonoma, ok? Per cui la devi finanziare nell'ambito dei fondi che sostengono questo obiettivo. Se è un'impresa agricola multifunzionale, quindi ho l'agriturismo, ho il maneggio, ho la piscina, ho fatto la cosa didattica e adesso voglio fare l'agricoltura sociale come attività integrativa e reddito. Lo fai, ma rientri
come si dice, nell'ambito di un sistema di vantaggi per l'imprenditore agricolo che vuole diversificare e crearsi altre fonti di reddito. Diversa cosa invece, l'altro aspetto che invece la legge regionale considera, cioè un'impresa sociale che usa l'agricoltura per le proprie attività. Allora, in questo caso siamo nella priorità 6, nell'inclusione sociale e in un sistema, diciamo, di interventi ben diverso da quello per l'impresa agricola che come attività economica fa anche attività sociale. Ok? La legge regionale questi due aspetti li tiene ben distinti, nel senso che dice multifunzionalità delle attività agricole e qui ci sono dei regimi di aiuto per l'agricoltura che vi dicono il 40%, il 20%, il 30%, però sei sempre un imprenditore che sviluppa un'attività economica, puoi fare un piccolo business nel sociale, offri dei servizi e te li pagano. Un conto è se tu sei invece un'impresa sociale e apri una fattoria sociale perché tu non fai attività agricola, non sei un agricoltore che vive dei prodotti agricoli, sei un soggetto che fa attività sociale e che invece di usare, non so, la psicoterapia, usi l'ipoterapia, l'orticoltura oppure fai altri progetti per inserire certi soggetti vulnerabili. Ecco, questa è la grande distinzione che fa la legge regionale e che deriva appunto anche da questi input dell'ordinamento europeo, che vuole che sia ben chiaro che non possiamo confondere le politiche di crescita, di sviluppo, che hanno le loro logiche, dalle politiche di uguaglianza e inclusione sociale che hanno altre logiche. Spesso noi le abbiamo confuse. Abbiamo costruito 90 musei nel Bellunese, Poaretti, non rese niente, facciamo i musei, 90 musei chiusi, se non occasionalmente. Allora, l'Unione Europea dice all'Italia non puoi continuare a pensare che fai sviluppo attraverso gli investimenti sociali. Non c'entra nulla. L'investimento sociale non è preordinato a creare crescita economica, ha altre logiche. Li devi tenere separati e devi avere il coraggio di dire quello che è impresa da quello che invece è attività di supporto alla persona perché questa persona abbia la possibilità di esprimere il proprio potenziale. Chiudo, grazie.